con Ignazio Messina, segretario nazionale di Italia dei Valori, e parliamo della corsa alle europee. Appunto, dei punti fondamentali del suo programma sono la lotta alla corruzione, all'evasione e anche la lotta agli sprechi. Sì, noi dobbiamo poter contare di più in Europa, ma per contare dobbiamo farci rispettare. Dobbiamo quindi eliminare la corruzione, l'evasione fiscale, gli sprechi. Noi dell'Italia dei Valori siamo il partito nato da Mani Pulite, e però è stata fermata Mani Pulite, è stata fermata perché oggi l'abbiamo scoperto perché doveva continuare Tangentopoli, e l'Expo è solo la punta di un iceberg, ci sono 1000 Expo in Italia. Ecco, dobbiamo contrastare la corruzione. La corruzione blocca il Paese, incide 60 miliardi di euro l'anno, incide sulle nostre piccole e medie imprese, sulle nostre famiglie, ed è per questo che noi dobbiamo fare in modo di eliminare la corruzione, lottare il malaffare, lottare l'evasione fiscale e andare in Europa a testa alta. Noi oggi in Europa non ci facciamo rispettare, noi vogliamo un'Europa dove i cittadini italiani contino, dove i lavoratori italiani abbiano gli stessi diritti dei lavoratori europei, gli stessi stipendi, ma soprattutto dove le piccole e medie imprese paghino le stesse tasse, non il 46% in Italia e il 21% in Europa. Come fanno a competere? È quella la nostra economia. Noi non dobbiamo fondare l'economia sul precariato, ma dobbiamo eliminare la Fornero e creare nuova occupazione, lottare la mafia e lottare gli sprechi. Ecco quello che vuole l'Italia dei Valori in Europa, e devo dire, grazie alla nostra storia e alle nostre battaglie, in Italia siamo riusciti ad andare avanti e riteniamo di doverlo fare anche in Europa. E in questo momento si parla molto di Europa anche sul tema dell'immigrazione. L'immigrazione è un problema italiano, ma l'Italia purtroppo è il paese del giorno dopo. C'è una tragedia e il giorno dopo dici che vuoi fare. Io credo che ci sia una responsabilità enorme del governo italiano e del ministro Alfano. La tragedia c'è stata a ottobre, 300 bare allineate a Lampedusa, e ancora oggi stiamo a discutere di cosa deve fare l'Europa. Noi dovevamo andare in Europa e andare a pretendere i nostri diritti. Lampedusa non è la porta della Sicilia, è la porta dell'Europa. Noi dobbiamo salvare le vite umane, dobbiamo far rispettare la legge, chi può stare in Italia deve rimanere, chi non deve stare deve tornare indietro, ma soprattutto dobbiamo aprire un corridoio umanitario per fare in modo che chi sbarca in Sicilia sbarca in Europa e tutta l'Europa se ne assuma la responsabilità. Ma per fare questo in Europa devi andare a testa alta, devi poterti fare rispettare. Fino ad oggi chi è andato in Europa non ha fatto rispettare il nostro Paese.